manca sempre Luigino. Stiamo aspettando Luigino, abbiate pazienza. Fateci sorriso che ti scusate, scusate. No, Davina ecco. No, perché se doveva parlare. Va, hai fatto bene. Devo partire. E ora abbiamo appena finito l'incontro con l'assessore Corazzari. Abbiamo appena finito l'incontro con l'assessore Corazzari che ci ha ricevuto. Abbiamo consegnato un documento che se l'è fatto suo, quello porterà direttamente al nostro Presidente della Regione. Tra poco anche andremo a Palazzo Perrofini con il Presidente del Consiglio regionale che ci riceverà anche lui, andremo anche da lui a consegnare il documento perché anche da parte del Consiglio regionale possa darci un aiuto, quindi una sponda anche noi verso il governo. Di questo, tutto ciò il nostro assessore ci ha detto che ci aiuterà a portare avanti il governo per aiutarci con lo stato di calamità, per il discorso lagune, quindi vivificazione delle lagune e anche un piano di gestione per la cattura del nostro granchio, perché far sì che con lo stato di calamità innanzitutto tentare che possa fermare un attimino quello che voi pescatori avete da pagare, quindi contributi previdenziali per quanto riguarda poi anche i mutui, quindi tutto quello che purtroppo abbiamo tutti quanti da pagare, per dopo avere tutto quello che consiste con lo stato di calamità, che il governo dopo ci possa al prima possibile aiutarci. Ok, adesso lascio la parola al nostro assessore che dirà anche lui due parole. Allora, innanzitutto ho ricevuto la vostra delegazione, ma ho ricevuto soprattutto voi e io vi ringrazio e sono con il cuore con voi per questa manifestazione. Devo sottolineare prima di tutto la civiltà, il rispetto e il rispetto delle istituzioni che voi manifestate in questa occasione, in cui a fronte della disperazione dei nostri pescatori non si è mai un momento andati oltre nelle manifestazioni e si è sempre avuto il rispetto delle istituzioni. Questo è un grande esempio di civiltà e di forza della nostra gente e noi dobbiamo ricordarlo, che proprio per questo motivo noi che siamo rappresentanti delle istituzioni dobbiamo avere cuore quello che ci chiedete e non possiamo deludere le vostre aspettative. Quindi prima cosa da sottolineare è che questa è gente che vive e lavora, vive del proprio lavoro e vuole continuare a farlo per il futuro e quindi se è qua è perché in una fase drammatica vuole delle risposte. Le risposte che sono state date fino adesso, in cui abbiamo avuto la vicinanza anche del governo, che è venuto giù il ministro, che ha presentato già nella finanziaria ultima un provvedimento straordinario per quanto riguarda l'equiparazione degli ammortizzatori sociali a seguito della calamità, non solo all'agricoltura come era già prima, ma anche alla pesca. Ma per poi tradurre questi provvedimenti in dati di fatto, in concretezza nei vostri confronti, occorrono delle misure straordinarie, quelle che noi abbiamo chiesto anche con l'ultima lettera del Presidente Luca Zaia che è stata fatta il 16 di gennaio di quest'anno. Il Presidente ha già ricevuto la vostra delegazione prima delle feste e oggi mi prega di portarvi il vostro saluto, purtroppo è all'estero, ma è con voi
e con voi purtroppo è sicuramente vicino a tutte le richieste del mondo della pesca, perché sappiamo che questa è un'eccellenza, è una realtà veneta prima di tutto che ci fa orgoglio in tutto il mondo e non possiamo permetterci di perderla. La Regione del Veneto è a capo del distretto dell'Alto Adriatico e le richieste di stato di emergenza le abbiamo fatte anche insieme alle altre regioni, ma è importante che venga capito il problema specifico di Porto Tolle, che è diverso rispetto a quello delle altre realtà, e proprio su realtà come Porto Tolle bisogna intervenire subito. In questi giorni stiamo anche erogando dei contributi straordinari legati alle misure sull'energia, qualche azienda delle vostre sta cominciando a riceverli. Abbiamo investito come bilancio della Regione Veneto 3 milioni di euro proprio su questo, perché volevamo che arrivasse qualcosa subito ai nostri pescatori e grazie a quei 3 milioni arriveranno 12 milioni su tutta la pesca veneta, è una quota importante anche nel nostro delta del Po. A questo aggiungiamo le risorse che abbiamo destinato per la vivificazione delle lagune, perché per sconfiggere il granchio blu è indispensabile anche scavare e vivificare le nostre lagune come si faceva un tempo. E questo deve essere fatto con velocità e facendo degli interventi condivisi con le amministrazioni e col mondo della pesca. Stiamo anche ragionando in modo veloce con il consorzio di bonifica affinché sia l'esecutore di questi lavori condivisi col mondo della pesca. Quindi abbiamo le risorse, dobbiamo fare le cose con grande celerità affinché le lagune divengano di nuovo vive e pescose e capaci di ospitare i vostri allevamenti. È anche importante sottolineare che col granchio blu bisognerà convivere per il futuro. Non possiamo pensare che con tutti gli sforzi che facciamo e che faremo per aiutarvi a pescarlo, il granchio blu sparisca, perché se qualcuno vi dice che domani non ci sarà più il granchio blu, vi racconta una bugia. E quindi bisogna anche sapere lavorare e gestire le lagune in modo tale che la presenza del granchio blu incida il meno possibile sulle produzioni e sulle semine che mettete giù. Quindi bisognerà anche su questo, con l'aiuto delle istituzioni, con i contributi che cercheremo, far sì che una gestione delle lagune sia adeguata alla situazione di oggi con la presenza del granchio blu. Non possiamo permetterci di buttare giù seme perché un secondo dopo ci viene mangiato dal granchio, sia ben chiaro questo, ecco. Quindi è un lavoro questo che dobbiamo fare tutti assieme. Noi come istituzioni siamo al vostro fianco, vogliamo darvi una mano in tutti i modi possibili, col bilancio della Regione, con le richieste all'Europa, con le richieste al Governo. Non ci fermiamo un secondo, lo facciamo tutti assieme e anche voi dovete essere insieme a noi e noi siamo insieme a voi. Solo così ne veniamo fuori. Io dico, la gente che oggi è qua merita rispetto e merita una grande ammirazione, perché è gente che ha una dignità incredibile e un rispetto incredibile per la nostra comunità e per tutte le istituzioni. Noi dobbiamo essere con voi al vostro fianco per aiutarvi a salvare un settore che non è solo economia, ma è cultura, identità e comunità, che non deve essere persa, altrimenti si torna all'emigrazione. Non è quello che vogliamo per il nostro delta del Po. Basta, non dico altro, grazie. Bravo. L'ultima cosa, la delegazione verso Ferrofini rimane qua. Per invece la delegazione verso Ferrofini rimane qua, perché adesso andiamo a Ferrofini per incontrare il presidente del consiglio regionale e daremo anche lui il documento come ho detto prima. Per quanto riguarda voi dovete mangiare o se qualcuno manca ancora di mangiare, vi fermate un attimino, poi vi portate verso dei corrieri, ok? Quindi ci ritroviamo dopo.